Le presenze negli stadi della Serie A stanno aumentando. Questo quanto rilevato dall'Osservatorio Calcio Italiano sulla base dei dati di Stadia Postcards, secondo cui dopo la 17ª giornata di campionato la media degli spettatori si attesta a 27.108, il risultato migliore dell'ultimo quinquennio, che segna un aumento del 6,4% rispetto al dato finale dello scorso campionato, 25.481. A detenere il primato degli spettatori durante le gare casalinghe è l'Inter, con 63.697 tifosi, 3,7% in più rispetto al dato finale della passata stagione. Al secondo gradino del podio troviamo l'altro club meneghino, il Milan, con una media presenze pari a 53.917 e al terzo posto si posiziona la Juventus, con una media spettatori di 39.740. Chiudono la top 5 le due società capitoline, Lazio 39.375 tifosi e Roma 35.837 presenze. Era uno degli obiettivi quando sedeva sulla panchina del Napoli, ora Carlo Ancelotti lo vorrebbe ancora con sé. Si tratta di James Rodriguez, che potrebbe finire nel mirino dell'Everton. Secondo quanto riportato da AS, il tecnico italiano avrebbe messo nuovamente gli occhi sul fantasista colombiano, che ha trovato poco spazio nel Real Madrid agli ordini di Zinedine Zidane. Da fonti vicine al club madridista, l'Everton proverà un assalto nel mercato di gennaio. Ancelotti è convinto che James possa dare quella qualità che serve alla tre quarti anche in un campionato importante come la Premier League. Nei prossimi giorni dovrebbero materializzarsi i primi contatti tra le parti. L'Atlético Madrid sta seguendo diversi attaccanti per il mercato invernale. Tra i nomi più gettonati spuntano quelli di Dries Mertens e Christophe Piatek come alternative a Edinson Cavani. Come riporta AS, infatti, i colchoneros si stanno tutelando nel caso in cui la trattativa con il PSG per portare l'uruguaiano alla corte di Simeone non andasse a buon fine. Per quanto riguarda l'attaccante belga del Napoli, in scadenza con il club azzurro, la squadra spagnola ci aveva pensato anche in estate, quando era alla ricerca di un sostituto di Griezmann. Sempre secondo quanto racconta ancora AS, Piatek, attaccante in uscita dal Milan dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, potrebbe fare al caso dell'Atletico. Più defilato il profilo di un'altra vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Patrick Cutrone, relegato in panchina al Wolverhampton, nel mirino anche della Fiorentina. In molti hanno identificato Lautaro Martinez come erede di Suarez al Barcellona. L'attaccante uruguaiano però non ha intenzione di lasciare il Barça, anzi il 33enne in un'intervista al quotidiano spagnolo Sport rilancia: giocare in questo club rende felici. Personalmente ho sempre dato il massimo, le statistiche e i numeri mi danno ragione, credo di essere all'altezza e in grado di poterne parlare. Troveremo un accordo, ha spiegato Suarez, e il pistolero vuole quindi continuare a giocare e segnare con la maglia blaugrana. Ho sempre sostenuto che le reti personali abbiano un'importanza secondaria, ma in questo caso, quando manca così poco per eguagliare o superare un giocatore storico come Kubala e mettersi in quella posizione, allora ti senti molto orgoglioso, ha detto Suarez.